Speriamo che sia un segnale di un nuovo inizio, giusto per metterci alle spalle 1 anno e mezzo di difficoltà. Si vogliono lasciare alle spalle quasi 2 anni di Covid i commercianti di via San Francesco che nella terza domenica di ottobre hanno portato letteralmente in strada la loro merce e la loro sapienza artigianale, una possibilità messa dall'ordinanza comunale voluta per sostenere i plateatici, non solo quelli dei locali pubblici. È stata la prima volta in cui è stata utilizzata l'ordinanza del comune che prevede la gratuità dei plateatici non solo per la ristorazione ma anche per i commercianti che volessero appunto esporre in strada, e quindi l'evento di oggi sarà proprio quello, utilizzare lo spazio pubblico per mettere in mostra le nostre attività che tanto hanno sofferto negli ultimi 2 anni. Infatti già altre vie del centro storico ci hanno chiesto eventualmente di poterla riproporre anche nei loro rioni. E così via San Francesco si è presentata al meglio, riscoprendo spazi solitamente poco utilizzati all'interno di questa corte, la dimostrazione dei mestieri della tradizione. Benvenuti in corte. Buongiorno. Allora, a te consegno questo impegno, un coltellino da colazione che si chiama arrotin o scintilla. Artigianato, commercio e prodotti a chilometro zero, gli ingredienti della domenica in contrada, un modo per ritrovarsi di nuovo. E se prima si lavorava tanto in questi 2 anni con l'online, adesso c'è la voglia di riprendere il rapporto umano, e questo è un sistema fantastico per riprendere questo tipo di rapporto. Relazioni ma anche affari, con un occhio di riguardo al momento clou per lo shopping. A Natale siamo speranzosi, veramente, perché ci sembra che da parte della gente ci sia più voglia di avvicinarsi ai regali, alle cose, e anche con molto anticipo, devo dire, perché ce le stanno già chiedendo. Più in generale una domenica affollata a Treviso, poco distante in piazzale Burchiellati, il mercato di qualità più famoso d'Italia, quello degli ambulanti di Forte dei Marmi, e tra una bancarella e l'altra c'è il tempo per una passeggiata e per i più in forma una corsa.